un PRG. Riuscirà questa amministrazione Miccichè a cambiare rotta sul PRG e dare finalmente delle risposte alla città che aspetta da tanti anni? Per quanto riguarda il PRG, sì, finalmente si va avanti. Abbiamo dato l'incarico per la VAS, valutazione ambientale strategica, che bloccava l'iter burocratico per portare avanti l'iniziativa. Finalmente andrà a breve, andrà a gara, verrà dato l'incarico, si porterà in regione e penso che nel giro di 7-8 mesi finalmente Agrigento potrà avere il suo piano regolatore, comunque entro il 2023. Ecco, nell'intervento poco fa fatto in platea lei ha detto che ha cambiato i vertici, a posto di un avvocato ha messo l'ingegnere, ha nominato persone non sue amiche ma professionalmente valide, quindi riusciremo a portare avanti questa iniziativa per il bene della città? Sì, io ne sono convinto, guarda, mi sono incaponito, ho fatto dei movimenti dirigenziali perché era assurdo che un avvocato potesse dirigere l'urbanistica. Ho dato l'incarico a un altro mio tecnico, l'architetto Gaetano Greco, che ora è dirigente dell'urbanistica, è una mente storica dell'ufficio tecnico del Comune di Agrigento. Stiamo dando l'incarico come diceva lei, a dei tecnici esterni, illustri sconosciuti, ma che amano e conoscono bene l'urbanistica. Questo perché affinché Agrigento possa finalmente avere il suo piano regolatore. Sindaco, perché non fa la relazione? Arrivano da più parti istanze perché lei non riesce a fare la sua relazione e quella degli assessori. C'è un impedimento ostativo? No, non c'è nessun impedimento, è solo che così è un continuo lavorare, è un cantiere così laborioso che ogni giorno, quando io sono pronto a fare l'azione, arriva qualcosa di nuovo. Quindi questo mi ha un po' bloccato, perché vorrei rendere edotta Agrigento su quello che noi stiamo facendo. Un ampio dibattito sul rigassificatore a Porto Empedocle, arrivano istanze da Roma che si può riprendere i lavori che hanno tutte le autorizzazioni. In questo senso la posizione del Comune di Agrigento, che già si era espresso contro, ma la sua indirizzo politico qual è? Lei è d'accordo o no? Ma io sono contro qualsiasi forma di inquinamento ambientale sto riprendendo le posizioni dei miei predecessori. Ho dato anche mandato all'ufficio tecnico di fare un ricorso a seguito di alcune sentenze che sono uscite, e quindi poi i fatti mi daranno ragione.